Il lupo è un animale molto intelligente, se capisce che l'uomo non gli farà nulla, ogni giorno aumenterà il suo livello di confidenza. A volte vanno presi anche provvedimenti drastici per tutelare non solo l'ambiente ma anche l'economia della montagna e quindi un po' di piombite credo non faccia male. Va dritto al punto, senza mezze misure, il presidente della Commissione Agricoltura in Senato, Luca De Carlo, sul tema delle predazioni e più in generale sulla crescente presenza del lupo nei territori di montagna. La tutela degli allevatori a ogni costo, anche col piombo, dice, chiarificando una posizione che punta dritta alla radice del problema e che non sembra certo strizzare l'occhio a metodi di contenimento più lievi come le fortificazioni dei recinti o l'uso di proiettili dissuasori in gomma. Per De Carlo l'obiettivo da portare in Parlamento è chiaro. Noi pensiamo di attuare tutte quelle operazioni che consentiranno agli agricoltori di poter continuare a pascolare le proprie greggi e mandrie anche in montagna, per cui il lupo se ne faccia una ragione e soprattutto se la facciano quelli che credono che il lupo debba vivere sulle spalle degli agricoltori una sorta di caccia di cittadinanza, quella del lupo. Io credo che vada estirpata. Lupo che ad oggi continua tuttavia a godere della tutela di animale protetto a livello di Unione Europea, un'eredità delle predazioni incontrollate del passato che ne avevano causato l'estinzione in diversi Stati membri e oggi rapidamente capovolta fino al ripristino naturale della presenza del canide in tutti i paesi dell'Europa continentale. Per De Carlo una tutela dai giorni contati. L'Europa ha già capito in tanti contesti che il troppo numero dei lupi è dannoso e quindi credo che anche l'Europa, che ha scoperto un nuovo corso diverso da quello, il vecchio corso di Timmermans, che è stato sonoramente bocciato anche dai suoi cittadini a dimostrazione di come fosse lontano anni luce dalle esigenze dei suoi territori.